Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Ruspe in azione in piena notte per sradicare un bancomat, rapinatori sfrontati tra residenti allibiti. L'ultimo colpo a Scordia è la fotografia dell'impunità e del senso di insicurezza che si respira nei centri abitati. Un viaggio nel degrado di Librino, la periferia di Catania, da sempre bacino di voti e promesse della politica, vive quotidianamente tra criminalità e disservizi. La famiglia di Onorato non si rassegna alla tesi del suicidio. La moglie, Francesca Donato, anticipa che a breve ci saranno nuovi elementi che potrebbero indurre le procure di Palermo a riaprire le indagini. Scarcerazione e permessi premio anche a boss sanguinari. Amareggiano soprattutto i familiari delle vittime di mafia. Per il fratello del giudice Borsellino c'è il rischio di cancellare i capisaldi della lotta a Cosa Nostra. Contro la siccità, altri 100 milioni di investimenti su pozzi e condotte fatiscenti. Al via il nuovo piano della Regione contro la crisi idrica in Sicilia. Messina cerca investitori in Cina. L'amministrazione comunale realizza un video per mostrare come sarà il nuovo waterfront della città peloritana da mostrare alle fiere internazionali. Calcio, derby batticuore al Massimino, sfida elettrizzante tra Catania e Messina con due squadre assedate di punti. Il match del Massimino in esclusiva e in chiaro su Telecolor in Serie B. Palermo all'assalto della Cittadella. Ancora buongiorno, l'ennesimo furto con escavatore lascia allibiti e fa riflettere sulla sfrontatezza dei rapinatori. Il colpo va a segno davanti agli abitanti di una intera via che di nascosto riescono pure a riprendere il fatto, mentre i malviventi hanno la sfrontatezza di replicare a una signora che chiede spiegazioni, dice ce ne stiamo andando, abbiamo finito. Il servizio di Orazio Longo. Ormai è da anni che raccontiamo i furti di bancomat con escavatori, un modo che è stato messo in atto in diversi centri della Sicilia, ma anche in altre parti d'Italia, dalla città al piccolo comune. L'ultimo poche ore fa a Scordia nel Catanese. Queste sono le immagini girate da un signore svegliato alle 5 del mattino, così come tanti altri in quella via, dal frastuono in strada. Immagini che hanno fatto ancora una volta il giro dei TG e dei social, la via transennata come se ci fosse un cantiere e i rapinatori con felpe e cappucci mentre sfondano il muro della filiale Unicredit, mentre caricano il bancomat su un camioncino e mentre se ne vanno via, chiedendo pure scusa a una signora che si era affacciata per il baccano fatto. Certo, da un lato la paura di chi abita nelle vicinanze, è difficile che si possa intervenire in una situazione del genere se non per chiamare la polizia. Dall'altro però la cosa che ancora una volta lascia interdetti è la sfrontatezza dei malviventi, quella sicurezza, come se avessero una sorta di impunità che invece ovviamente non c'è. Oltre ai furti negli anni abbiamo raccontato anche di arresti. Un escavatore non è una bicicletta, l'abbiamo sentito il rumore, e anche nella velocità nel procedere nell'azione delittuosa, il video dura 2 minuti, poco più ce ne avranno messo per organizzare il tutto, una pattuglia delle forze dell'ordine potrebbe sempre essere dietro l'angolo a intervenire. Ma di questo sembrano quasi non curarsi. Carusi, mi tremano le gambe, dice il signore che ha ripreso la rapina, mentre i malviventi scompaiono col bottino, lasciando un palazzo sventrato e una strada allibita. E poi ci sono le periferie, quelle dimenticate. A Catania abbiamo fatto un tour a Librino, un viaggio nei disservizi di un quartiere sempre più ai margini, dove i cittadini sono esasperati e dicono che questo è solo un quartiere serbatoio di voti per la politica. Tonino De Mana. Signor Sindaco, ma perché ci ha abbandonati qua a Librino? Guardi che qua ci sono persone civili. Lo hanno chiamato Librin Tour ed è un giro poco naturalistico nella periferia di Catania, sempre più abbandonata e sempre meno sicura. L'ennesimo grido d'allarme, neanche a dirlo, arriva da Librino. Si va dagli orti urbani senza acqua alle sere senza autobus perché oggetto di sassaiole e si prosegue con i giardini verticali dove accanto al bosco appare un'enorme discarica, impossibile spostarsi anche in carrozzina. Ho sempre bisogno di qualcuno che mi accompagni, mi dia una mano, perché comunque anche scendere un marciapiede semplicissimo è impossibile. Non siamo cittadini di serie B ed ognuno a Librino rivendica qualcosa. Ma siamo abbandonati a se stessi e un Librino continua ad essere serbatoio di voti. Autobus in transito presi di mira da balordi e colpiti a pietrate. Le autisti hanno paura. Ma invece di intervenire sulla sicurezza si interviene in altro modo. A fine alle 6 abbiamo l'auto, poi dopo siamo tutti chiusi a casa, non possiamo uscire, non possiamo andare in nessun posto. Io ho cercato per andare in parrocchia, devo chiedere aiuto a amici miei e portarmi a casa. E sono tempi duri anche per gli ortolani di Librino. Non avendo l'acqua
ed avendo anche il terreno duro come dicevo prima, cioè tutto viene molto più faticoso. Il piazzale che vedete doveva essere un laghetto, di fatto è già un deserto con centinaia di piante morte, non solo per siccità ma per assenza di impianto di irrigazione. E restiamo a Catania, dove enormi massi si sono staccati dalla parete lavica che sovrasta la circonvallazione. State vedendo le immagini. L'area in questione è stata transennata per motivi di sicurezza. Ci troviamo in Viale Ulisse. Continua, cambiamo argomento, a ribadire il suo no all'ipotesi di suicidio del marito avanzata dagli inquirenti. Interviene alla trasmissione del Punto Francesca Donato, ex europarlamentare e moglie di Angelo Onorato, trovato morto lo scorso maggio a Palermo. Sentiamo il servizio di Orazio Longo. Non si rassegna la famiglia di Angelo Onorato, l'imprenditore architetto palermitano 55enne trovato morto lo scorso maggio all'interno della propria auto con una fascetta stretta al collo. La pista del gesto estremo ipotizzata dagli investigatori, in base anche alla ripresa delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero inquadrato sempre da solo Onorato in quegli ultimi momenti di vita, anche se il SUV risultava parcheggiato in un punto cieco tra due videocamere, non ha mai convinto la moglie, Francesca Donato, ex parlamentare, che dagli studi di Telecolor durante la trasmissione Il Punto conferma che si è in attesa di una decisione della procura. Le indagini sono ancora in corso, non ci sono novità ufficiali, c'è il più stretto riservo sulle indagini. A fine mese dovrebbe esserci un provvedimento eventualmente di richiesta di proroga delle indagini preliminari perché scade il termine dei 6 mesi. Quindi siamo tutti in attesa di vedere cosa deciderà la procura. Secondo i legali, del resto, il dato delle tracce di DNA di Onorato sulle fascette non appare decisivo perché non tiene in considerazione l'ipotesi di un killer che avrebbe utilizzato dei guanti. Accertamenti sono ancora in corso coperti dal segreto investigativo. A Palermo un uomo di 66 anni, Antonino Cangemi, è morto in via della Regione Siciliana investito da un'automobile mentre stava attraversando la strada. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima, ma non c'è stato nulla da fare. Nel Ragusano è morto investito da un'auto anche un ciclista, 46enne, originario del Marocco. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 115 ieri sera nel tratto tra Vittorio e Gela. L'investitore, un uomo di 69 anni, che prima non si era fermato a prestare soccorso, ma poi si è presentato in caserma ai carabinieri riferendo di non essersi accorto di aver investito il ciclista. Adesso è accusato di omicidio stradale. Ci occupiamo di scarcerazione, adesso di scarcerazione permessi premio ai boss mafiosi sanguinari. Ignazio Pullarà, ergastolano e autore di tanti omicidi di mafia, starà a casa per 15 giorni, un premio per essere un detenuto modello, ma ovviamente su questa questione si aprono tante polemiche. Il servizio di Marco Gullà. Curriculum criminale di tutto rispetto, omicidi su omicidi, nessuna collaborazione con la giustizia, eppure in maniera alquanto paradossale molti boss mafiosi riescono ad ottenere permessi premio per tornare a casa qualche giorno. Dopo Paolo Alfano di Brancaccio e Raffaele Galatolo dell'Acqua Santa, il permesso premio l'ha ottenuto Ignazio Pullarà, 78 anni, storico reggente del mandamento di Santa Maria di Gesù, condannato all'ergastolo per mafia. Il giudice di sorveglianza di Cuneo gli ha concesso 15 giorni a casa. Anche Pullarà, come i suoi sanguinari colleghi capimafia, è ormai considerato un detenuto modello. L'altro caso che ha fatto alquanto discutere è stata la scarcerazione del boss Giuseppe Corona, 56 anni, che nei giorni scorsi è stato scarcerato per decorrenza dei termini mentre si trovava in carcere al 41 bis. Boss emergente del mandamento di Resuttana e San Lorenzo, e sebbene fosse al regime di carcere duro, Corona è libero, anche se non potrà vivere in Sicilia. Scarcerazioni e permessi premio che hanno amareggiato soprattutto i familiari delle vittime di mafia. Luciano Traina, fratello di Claudio morto nella strage di via D'Amelio, dice: ma ne è valsa la pena? Vi chiamano eroi per chi, per cosa? Gli fa eco Salvatore Borsellino, fratello del giudice. In questa stagione si stanno cancellando dei capisaldi della lotta alla mafia come il sistema dei collaboratori di giustizia. I pentiti vengono delegittimati e si trovano a vivere grandi difficoltà nella loro nuova vita sotto protezione.
I carabinieri e la polizia di Noto hanno fermato per tentativo di omicidio e detenzione abusiva di arma un 48enne di Ispica con precedenti di polizia che in via Cavour, dopo una lite in famiglia, aveva esploso alcuni colpi di pistola contro l'ex compagno della figlia, la figlia 19enne, senza colpire però la vittima, il destinatario dei colpi. Dopo alcuni minuti l'indagato ha sparato altri 5 colpi di pistola verso l'abitazione del giovane. Secondo una prima ricostruzione, sabato pomeriggio sarebbe avvenuta una lite tra la figlia e l'ex fidanzato, e questo avrebbe scatenato l'ira del genitore. Adesso parliamo della crisi idrica in Sicilia. C'è un piano antisiccità, al via nuovi cantieri, distribuiti 1000 litri al secondo in diverse zone delle città. Adesso si punta su altri 100 milioni di investimenti per pozze e condotti fatiscenti. Ce ne parla Francesco Triolo. Pronti a partire i nuovi cantieri per affrontare il piano antisiccità in Sicilia. Mancano solo 2 tasselli tra le province di Agrigento e Palermo, ma per quanto importanti siano queste ultime opere, il cronoprogramma può dirsi compiuto, quantomeno all'epilogo. Dopo una settantina di riunioni operative dall'inizio dell'estate, le ripetute strigliate ai comuni, agli ambiti territoriali idrici e agli altri soggetti attuatori per accelerare i cantieri, sta per calare il sipario sulla fase A del piano regionale per la crisi idrica, messo a punto dalla task force istituita dal governatore Schifani, guidata dal capo della Protezione Civile siciliana, Salvo Cocina. Si tratta dei lavori emergenziali finanziati con la prima tranche dei fondi stanziati dal Governo nazionale per lo stato di siccità che ha colpito l'isola, 20 milioni di euro, utilizzati in prevalenza per la riattivazione o lo scavo di nuovi pozzi che da metà giugno fino a ottobre hanno garantito 1000 litri di acqua in più al secondo nei territori. Contestualmente è iniziata la fase B, finanziata dalla seconda tranche di 20 milioni messi sul piatto da Roma e 80 inseriti nel bilancio regionale. La terza parte del piano è quella relativa ai 3 dissalatori in disuso tra Gela, Porto Empedocle e Trapani. Servono 90 milioni di euro al Fondo Sviluppo e Coesione, 10 alla Regione. Poi si ragionerà sui lavori a lungo termine. In tutto questo c'è sempre l'allarme per la diga dell'Ancipa. Il 15 novembre, ha detto Cocina, verrà interrotto il prelievo per tutti i comuni. Un video per mostrare come sarà il nuovo waterfront di Messina. Le suggestive immagini del progetto, che dovrà riqualificare tutto l'affaccio sul mare sullo stretto, verrà presentato in Cina in una delle più importanti fiere per investitori. Il servizio. Lo slogan che viaggerà sino a Shanghai è "La tradizione che incontra il futuro". Messina vola in Cina in una delle fiere più importanti a livello mondiale, col duplice obiettivo di farsi conoscere e di provare ad attrarre investitori. E sarà il progetto del nuovo waterfront a fare bella mostra di sé attraverso un video che mostrerà la città anche in chiave turistica oltre che di sviluppo. Una promozione importante per Messina che si spera possa attrarre investimenti. Messina in questi anni, grazie a chi ha creato una solidità finanziaria in questo ente, si sta autopromuovendo per quello che è, che magari molti non conoscono. Credo che in questi anni stiamo dimostrando di essere capaci come città di fare tante cose, e farci vedere all'estero serve anche per un'appetibilità di investimenti che serve alla nostra città come tante altre città. Un'idea nata e cresciuta negli anni grazie al supporto del presidente di Confimprese Guido D'Amico, che ha inserito il progetto messinese nella presentazione che verrà fatta a Bank of China. Si tratta del progetto integrato per la ristrutturazione e la riqualificazione urbana della stazione marittima e della via Santa Cecilia, un'area di circa 4 km fronte mare che verrà riqualificata con centro servizi, parco del mare, area business, sport, spiaggia attrezzata, cluster scolastico, piazze, parchi, piscine ed un centro direzionale. Agitazione per i lavoratori di Caronte Tourist. La Regione non ha ancora onorato il debito nei confronti dell'azienda. Questo comporterà conseguenze per tutti i dipendenti marittimi e amministrativi, che riceveranno solo il 50% delle retribuzioni. Il servizio di Desiree Ferlito. Lavoratori in ansia per la comunicazione di Caronte Tourist sui mancati pagamenti della Regione e sugli aspetti conseguenziali che tutto ciò determinerà ai loro danni. L'azienda infatti erogherà solo il 50% delle retribuzioni a tutti i dipendenti marittimi e amministrativi, sul piede di guerra ai sindacati. Ancora una volta i lavoratori vengono messi nel tritacarne e nel mezzo tra un mancato dialogo tra la Regione e la stessa Caronte, che alla fine ne fanno le spese i lavoratori. Il sindacato ha chiesto un urgente incontro all'assessore di riferimento,
affinché si possa trovare una soluzione. Troppo spesso si ripete lo stesso copione, dichiarano i segretari generali e regionali di FILT, CGIL, FIT e UIL Trasporti. La società Caronte Tourist di Isole Minori lamenta i ritardi nel pagamento dei servizi di trasporto marittimo verso e dalle isole minori della Sicilia e l'assessorato alle infrastrutture ribalta le responsabilità sulla società e sulle procedure istruttorie della stessa non sempre corrette. Siamo alla farsa, proseguono Grasso, Giordano e Di Cristina. I lavoratori finanziano con le loro retribuzioni e con il loro lavoro il diritto alla continuità territoriale via mare della popolazione delle isole minori, a fronte di concessioni statali e regionali che elargiscono un flusso di risorse economiche milionario. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di musica, di un talento tutto siciliano, si chiama Tom Sinatra, è nato ad Agrigento, è il frontman della band del celebre programma di Rai 2 I Fatti Vostri. La Columbia Sony lo ha inserito tra i più grandi chitarristi al mondo. Lo ascoltiamo con il nuovo singolo Leyenda de un Amor, il servizio. Silencio, quiero solo descansar y disfrutar mi soledad. La Columbia Sony lo ha inserito tra i più grandi chitarristi al mondo nell'album The King Acoustic of Guitar. Tom Sinatra, artista siciliano, frontman della band nel celebre programma di Rai 2 I Fatti Vostri, nato tra i tramonti e la dimora più bella tra i mortali, come disse Pindaro parlando di Agrigento. Nel nuovo Leyenda de un Amor racconta la storia di un percorso d'amore faticoso tra due amanti che vivono una storia impossibile. Il video è stato girato in Sicilia in un antico rudere, particolare la scelta di strumenti acustici con una timbrica prettamente latina. La voce femminile di Julie G, scelta da Sinatra per la sua grande forza interpretativa. Per Tom tutto si può ricostruire anche nei sentimenti, laddove vi fosse la volontà di non dare ascolto all'orgoglio, unico veleno per chi si ama. E questo era il servizio di musica, noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi ritorneremo perché oggi è il giorno del derby Catania-Messina, quindi insomma tutte le ultime dai campi dopo la pubblicità. Ancora ben trovati, nella seconda parte del nostro telegiornale apriamo la pagina dello sport, del calcio. Oggi, come preannunciato, la giornata del derby Catania-Messina si giocherà questa sera alle 19:30 al Massimino, derby batticuore. Partiamo con le notizie che riguardano il Catania. Catania in emergenza appunto per questa partita, squadra da reinventare per Toscano che in extremis recupera D'Andrea. Il match del Massimino, lo ricordiamo, sarà seguito in diretta, in chiaro, in esclusiva su Telecolor a partire dalle 18:30. Il servizio di Tonino De Mano. In emergenza, con scelte obbligate, ma con il necessario bisogno di fare punti dopo la sconfitta con il Latina e il pari di Torre del Greco. Vietato sbagliare per il Catania che al Massimino, calcio d'inizio alle 19:30, sfida un Messina che non sta bene in classifica anche se i derby sfuggono ad ogni logica. Infortuni e squalifiche hanno ridotto all'osso l'organico rossoazzurro, tanto che per stilare la lista dei convocati, mister Toscano ha dovuto consultare lo staff medico che, in extremis, ha dato il via libera ad D'Andrea. Indisponibili invece Celli, Di Tacchio, Lunette e Sturaro. Out per squalifica Quaini e Guglielmotti, che ha pagato pesantemente il doppio giallo con la Turris. Ne prende atto, ma non vuole alibi Toscano. In questo momento non siamo tanto fortunati, tra squalifiche, tra decisioni arbitrali, tra indisponibili, però dobbiamo essere più forti anche di questo. Deve sopperire a questa situazione che, ripeto, è oggettiva, non è che lo dico io, è una cosa oggettiva. Dando qualcosa in più, facendo qualcosa in più, perché i derby, i valori si azzerano. Li vince chi vuole fare la storia dei derby e noi dobbiamo avere questa voglia. Catania-Messina sarà il primo grande appuntamento con le dirette in chiaro ed in esclusiva su Telecolor. Collegamento con il Massimino un'ora prima del match, con le interviste del pre-gara, poi la telecronaca della partita e le interviste flash nell'intervallo e a fine gara. In conclusione del match, in anteprima, le voci dei protagonisti.
Adesso andiamo in casa Messina, dove tra i giallorossi peloritani sono tutti convocati tranne lo squalificato Marino. Ancora dubbi sulla formazione del tecnico Modica. Tra poco invece il Trapani in campo a Giuliano. Sergio Colosi. Il Messina non ha vissuto la solita vigilia del derby, clima surreale, tifosi in rotta con società e squadra, meno sostegno del solito, tecnico e calciatori sempre più soli e insicuri, dopo che Avellino e Cavese hanno tolto il velo dietro cui si nascondeva la mediocrità giallorossa. Soltanto un risultato positivo potrebbe riportare un pizzico di serenità, ma i problemi sono strutturali e la squadra è sull'orlo di una crisi di nervi. Tutti convocati tranne lo squalificato Marino. Modica potrebbe scegliere la difesa a 3, che lo costringerebbe ad utilizzare insieme a Manetta e Rizzo Ondir, uno dei tanti oggetti misteriosi. In un centrocampo più robusto a 5, Lee e Ortisi sulle corsie esterne, con Frisenna, Anselmo e Pedicillo in mezzo. Petrucci è con la squadra ma non sembra pronto, anche se le prestazioni di Anselmo impongono un recupero accelerato dell'ex Brindisi, condizionato dalla pubalgia. In attacco Anatriello torna dall'inizio con Petrungaro. L'alternativa è il 4-3-3, senza Andirri in difesa e con Pedicillo più avanzato. Trapani in campo tra poco a Giuliano. Dopo la decisione del TAR, stadio aperto ai tifosi. Ai Granata serve un buon risultato per evitare un nuovo ribaltone in panchina. Adesso in Serie B alle 15 in campo anche il Palermo, che al Barbera affronterà il Cittadella. Bruno ritorna tra i disponibili, ma partirà dalla panchina. Sugli spalti anche Fabrizio Miccoli, che torna al Barbera dopo tanti anni. Marco Gulla. Servono gol e punti al Palermo, che ormai è arrivato al primo bivio della stagione. Nel match di oggi pomeriggio al Barbera contro il Cittadella, la formazione rosanero deve necessariamente vincere se non vorrà perdere il treno delle prime in classifica. Pisa, Spezia e Sassuolo vanno veloci, il Palermo ha invece un ritmo ondivago, troppo discontinuo. La gara di Mantova plastifica il momento dei siciliani, insomma serve una svolta, ma al di là della penultima posizione in classifica, il Cittadella è comunque squadra insidiosa. Ha una sua identità ben chiara e ce l'ha anche quest'anno. Poi ci sono dei momenti del campionato dove magari le cose vengono meno e credo che questo sia il momento che sta vivendo il Cittadella, perché poi io, vedendo anche l'ultima partita contro la Sampdoria, la riconosco totalmente. Anche i miei precedenti, tra virgolette, che contano molto meno contro il Cittadella, sono simili a quelli del Palermo, perché il Cittadella è una squadra che in Serie B vende cara la pelle. Brunori è convocato ma partirà dalla panchina. Henry terminale offensivo con Insigne e Di Francesco sulle corsie esterne. Al Barbera oggi un tifoso d'eccezione. Fabrizio Miccoli torna nello stadio che lo ha consacrato dopo anni bui, in cui ha conosciuto anche la galera. Per lui oggi una speciale standing ovation della tifoseria rosanero. E prima di chiudere vediamo un'altra notizia che riguarda il calcio. Ad Acireale stamattina tifosi della Curva Sud insoddisfatti per le difficoltà della squadra granata, penultima nel campionato di Serie D con 5 sconfitte in 9 gare, hanno sfilato in corteo da Piazza Garibaldi a Piazza Duomo, dove hanno incontrato il sindaco Roberto Barbagallo, che ha ascoltato le loro preoccupazioni legate in particolar modo alla gestione del club da parte dell'attuale proprietà. Ed ecco, state vedendo le immagini. E su questa notizia noi chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di domenica a tutti.